Siamo arrivati agli sgoccioli della regular season, mancano 5 giornate al termine del campionato, ma per il De Angelis e il Real Granella, totalmente ancora impegnate nella corsa per la salvezza, queste ultime partite devono sembrare un'eternità, dal momento che non possono più commettere passi falsi. Padroni di casa che non vincono da 11 gare e avanti di appena 3 lunghezze dagli avversari devono difendere questa sera la 14ª posizione che evita la retrocessione diretta. Buonasera e ben ritrovati amici di Fanner sul campo del Garbaglia, quasi tutto pronto per la 26ª giornata della Lega Calcio a 8. Come vedete le due formazioni già sono disposte sul terreno di gioco, con il Real Granella che questa sera scende in campo con la maglietta, anzi con il totale completo amaranto. Dall'altra parte rispondono i ragazzi del De Angelis, i padroni di casa, che scendono con la seconda maglia invece, ovvero con il completo a maglia a bande verticali, bianche e azzurre, un calzettone nero e un calzoncino altrettanto nero. De Angelis che attaccherà in questo primo tempo da destra verso sinistra, dall'altra parte, come vedete chiaramente, rispondono i ragazzi del Real Granella. Ricordiamo che stiamo per assistere ad una partita molto importante, perché in questo momento del campionato, prima di questo match, intanto la partita è iniziata, dicevamo prima di questo match, stando così le cose, il De Angelis si troverebbe in 14ª posizione, quindi per il momento andrebbe a disputare i play-off per la salvezza, e invece è proprio il Real Granella che con questo punteggio in classifica, intanto c'è la prima conclusione verso lo specchio della porta da parte del De Angelis, approvato, e dicevamo quindi invece che il Real Granella in questo momento con questa situazione di classifica retrocederebbe, e quindi la partita è apertissima, perché in caso di vittoria degli ospiti riaggancerebbero proprio in 14ª posizione la squadra del De Angelis, quindi partita di importantissimo valore questa sera. Comunque nel frattempo quindi la partita è iniziata da circa un paio di minuti con il Real Granella che faceva girare la palla nella propria metà campo. Adesso un lungo rilancio, preda però tra le braccia di portiere Rau. Adesso il Real Granella che prova a costruire un'azione partendo dalla propria metà campo, pallone lungo per il numero 8, poi allontanato, pallone che si perde direttamente oltre la linea di fondo, lontano. E quindi sarà ancora il portiere Rau che presumibilmente con i piedi, anzi no, con le mani va a rilanciare, superando la metà campo per i suoi. Interviene però il difensore del De Angelis, con la testa aveva allontanato, si rimane però lì sulla tre quarti avversaria, cerca di venire fuori il De Angelis, si impossessa del pallone il Real Granella che prova anche la conclusione, subito un grande Zani col braccio sinistro, mette in calcio d'angolo il primo del match, quindi il primo sussulto del Real Granella, è molto interessante qui. Primo calcio d'angolo quindi che verrà battuto alla destra del portiere De Angelis, Zani. Va, la battuta dentro e ancora un colpo di testa da parte questa volta del numero 4 Marino, ancora terminato sopra la traversa. Quindi ricomincia il De Angelis dalle proprie retrovie con il pacchetto difensivo a ragionare. Adesso c'è stato un tentativo di superare la metà campo, fermato, ha guadagnato un fallo laterale la squadra in maglia bianco-azzurra. Fallo laterale che però verrà adesso concesso a Real Granella, c'è stato un cambio, crediamo noi, per un controfallo, battuto in questo istante. Il numero 7 che riceve la palla, la controlla col mancino, la porta avanti, davanti a sé un compagno, servito in questo istante, riceve ancora il numero 7, si guarda attorno, buona adesso la manovra degli Amaranto, capisce tutto poi il centrocampista bianco-azzurro. E quindi si riprenderà sotto la nostra postazione con un fallo laterale battuto in questo istante, con adesso il numero 22 era Valentino che aveva protetto il pallone. Intanto c'è la segnalazione da parte del direttore di gara di un calcio di punizione per i padroni di casa proprio qui nei pressi della nostra postazione, battuto lungo a cercare ancora Valentino che mette giù, si gira, ha rimpallato il suo tiro, si rimane lì sulla tre quarti però della squadra in maglia granata. Ancora il De Angelis, si è fermato in fallo laterale lo stesso Valentino. Vediamo però, forse c'è una segnalazione diversa da parte dell'altro arbitro in campo. Vediamo che cosa ha deciso. Comunque ricordiamo, siamo sullo 0-0 in questa importantissima gara per la salvezza
punti preziosi questa sera in palio per entrambe le formazioni. Quindi alla fine è stato concesso un calcio di punizione proprio nei pressi della linea bianca del fallo laterale. Non era fallo laterale, quindi alla fine, ma calcio di punizione che si appresta a battere il De Angelis con Valentino sul pallone. Movimento chiaramente in area di rigore. Portiere Rao chinato che controlla il movimento degli avversari. Portiere piazzato nei pressi del primo palo, la battuta vicina, il numero 4 a tirare, quindi c'è un sussulto anche da parte del De Angelis, un pallone comunque che è terminato molto alto sopra la traversa. Si rimane sullo 0-0 al quinto minuto primo di questa importante gara tra Real Granella e De Angelis. Il lungo rilancio di Rau con le mani a superare la metà campo, capisce tutto il difensore bianco-azzurro, fermato poi il compagno numero 6 a terra in mezzo al campo. Subito battuto, questo calcio di punizione accompagna il pallone. Qui è tutto regolare, riparte il Real Granella con il suo numero 7 che sta giocando una buona gara, cercava il suggerimento per un compagno, fermato ancora in fallo laterale. Sì, sta giocando una buona gara De Stefanis questa sera, è pericoloso lì quando prende palla in mezzo al campo. La palla lunga, con il petto, controllata, allontana ancora il De Angelis, che si era impossessato della sfera, ricomincia da dietro, adesso per vie centrali. Ridi aveva allargato poi a destra. Pensa bene anche ancora a combattere in mezzo al terreno di gioco, cerca di liberarsi di un avversario, non ci riesce, può ripartire la Granella, partita molto equilibrata, interessante. Allargato il pallone, adesso a sinistra. Attenzione a questa iniziativa degli Amaranto, buona, la porta è libera, grande uscita di Zani subito, si fa notare il portiere. Oppala. È stato decisivo qui il portiere Zani, era andato a battere verso lo specchio della porta l'attaccante Marino. Aveva capito tutto in uscita Zani, aveva salvato da questa minaccia. Adesso è ripartito quindi il De Angelis dalle proprie retrovie. Valentino ferma la palla, la suggerisce dentro. C'è stata una lieve deviazione, pallone che rimane lì. Dicevamo c'era stata una lieve deviazione con il piede anche inaspettata dell'attaccante. Palla che blandamente era finita tra le braccia del portiere. Si ritorna in mezzo al campo, adesso Valentino col sinistro allarga tutto dall'altra parte, pensa bene con la testa direttamente a cercare il numero 7 dentro l'area di rigore, palla che non gli era pervenuta, quindi riparte il Real Granella, ancora si aspettava e alla fine viene concesso questo calcio di punizione, voleva dare il vantaggio qui il direttore di gara, attendeva però il fallo il numero 7, alla fine concesso. Fabiani, possesso di palla, ha alzato la testa, ha guardato dentro, ha fatto partire il traversone, sul quale arriva però l'ottimo Zani, anche questa sera ha cominciato bene il portierone con la maglia rosa, salvando poco fa subito il risultato, si rimane sullo 0-0 al sesto, lungo rilancio, forse troppo lungo, no, palla che rimane in campo, però il Real Granella se n'era impossessato, qualche brivido, un tiro improvviso, non se lo aspettava neanche Rau, poi alla fine la palla non era stata colpita nel migliore dei modi ed era terminata al lato. 0-0, comunque cominciano a farsi vedere le due formazioni nei pressi delle aree di rigore avversarie. Adesso però si combatte lungo il versante sinistro, si libera del centrocampo, qui la falcata del numero 5, ci ha provato De Seta, fermato poi in fallo laterale, che sta per venire battuto in questo istante. Eccolo, di petto, appoggiato ancora sul compagno che si libera di due uomini, arriva sul fondo linea. Ha provato a mettere in mezzo, ci è riuscito blandamente, però Zani era intervenuto con le braccia, un uomo a terra, speriamo nulla di grave per il De Angelis. Se dobbiamo tirare una prima conclusione a proposito della gara giocata fino adesso, diciamo che si va avanti su, chiaramente dopo appena 9 minuti, comunque si va avanti su binari di sostanziale equilibrio tra le due formazioni, un paio di conclusioni a testa, una molto pericolosa poco fa da parte del Real Granella, De Stefanis aveva provato a battere Zani, non c'era riuscito. Capisce tutto ancora la retroguardia degli Amaranto che ripartono, cercano di fare ordine, alla fine la perdono, pensa bene, possesso di palla, non si libera di Rossi che viene fermato in fallo laterale. Fallo laterale quindi per gli Amaranto, proprio vicino alla vostra postazione, battuto in questo istante dal capitano
quindi che ha rimesso in gioco i suoi, la palla che staziona nei pressi dell'area di rigore avversaria, qualche brivido per il De Angelis, che riesce ad allargarsi di nuovo e uscire bene da questa ingarbugliata situazione. La perdono di nuovo però, il numero 10 controlla e allarga, ancora per Marino, fermato, e sarà calcio d'angolo che va a incaricarsi della battuta il giocatore Sheriff, il numero 8. Vediamo come batterà questa traiettoria. Ecco lo Sheriff, lungo sul secondo palo, troppo lungo, il fallo laterale dall'altra parte. Nel frattempo c'è qualcosina da dire da parte della panchina degli Amaranto nei confronti dell'altro direttore di gara. E nel frattempo è stato chiesto, come vedete amici di Fanner, il primo time out della gara. Qualche chiarimento, vedete De Stefanis, il mister del De Angelis, chiarire qualcosa con i suoi, e fanno altrettanto dall'altra parte anche i ragazzi degli Amaranto, anche i ragazzi del Real Granella, gli Amaranto. 0-0 all'11° minuto di gioco, in attesa di tornare a giocare alla fine di questo time out chiesto poco fa. Eccole di nuovo le due formazioni che fanno il loro ingresso in campo nuovamente. Finito il tempo del time out, si ritorna a giocare sul Prato del Garbaglia, 0-0 all'11°. Si sistemano in campo le due compagini, con Valentino, vedete, già posizionato davanti. Valentino che di solito vedevamo giocare più arretrato per quanto riguarda la sua formazione, invece oggi sembrerebbe aver assunto una possessione più avanzata. Comunque è ricominciato il gioco, dietro Emidi ha spazio per portarla, si guarda attorno, ha alzato la testa, poi decide di andare largo vicino sul neoentrato Roberto De Angelis, che lungo il versante destro a sua volta alza la testa, guarda dentro, fa partire il traversone intercettato da il numero 22 Valentino, che aveva allontanato dietro, poi De Angelis ancora con la testa, Emidi scavalca un avversario, buono qui il lavoro di Emidi che si libera di un altro giocatore del Real Granella, può ripartire lungo il versante sinistro il De Angelis, col mancino, morbido dentro, capisce tutto ancora qui il numero 7 e alla fine con il numero 3, il capitano di questa formazione Amaranto, ovvero Zaccagnini, può ripartire anche il portiere Rao che lancia lungo, alla rincorsa del pallone, troppo lungo però questo pallone, c'era stato Marino, ma veramente non è riuscito a raggiungere la sfera, quindi sarà Zani con le mani a rimettere in gioco. Al 12° amici di Fanner si rimane sullo 0-0 qui in Viale di Puglia sul campo del Garbaglia per questa 26ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Ecco, pensa bene, in possesso del pallone, l'accompagna con la suola del piede, lo gestisce bene, ha servito davanti e c'è stato un calcio di punizione assegnato proprio ai bianco-azzurri. Sul punto di battuta c'è Lembo che lascia Emidi prova la battuta addirittura da posizione improponibile, rimpallata, però c'è ancora un fischio arbitrale. Si avvicina, c'è un'ammonizione, vediamo per chi. Per non aver fatto rispettare la distanza, il giocatore numero 4 del Real Granella, ovvero Marino, è stato anche ammonito. Quindi qualche chiarimento, il tempo di segnare questa ammonizione da parte dell'arbitro e si riprenderà a giocare con un calcio di punizione per il De Angelis. Non vorremmo tirare conclusioni affrettate, non sicure voglio dire, però sinceramente sembrava che non aveva neanche avuto il tempo di allontanarsi qui in Marino. Comunque sia, l'arbitro ha deciso così e si riprenderà a giocare, volenti o nolenti, con un calcio di punizione che sta per venire battuto. Sul punto di battuta c'è Lembo che presumibilmente andrà lungo dentro l'area di rigore a cercare l'aggancio di qualcuno dei suoi. La battuta col sinistro direttamente in porta, la deviazione. Attenzione, un brivido qui. Calcio d'angolo. Roberto De Angeli che si allontana dal pallone, lascia la battuta al compagno che batte dentro con il tacco, poi ancora si cercava qui di dialogare in area di rigore.
e alla fine sarà rimessa dal fondo. Rau con le mani, quindi va lungo come al solito oltre la metà campo, controlla con il petto l'ottimo Marino, ha messo giù un buon pallone, allargato poi sulla sinistra a testa alta, la finta dell'esterno di centrocampo che rimette la palla dentro, poi c'è il tentativo di conclusione qua, colpito il pallone forse troppo con l'esterno e il pallone che è ballonzolato lentamente oltre la linea bianca dell'out. A ricominciare a giocare il De Angelis con la ripartenza del solito Emidi lì dietro che ha allargato sulla rincorsa del pallone di De Angelis. Ha provato in mezzo a servire, pensa bene, ci è riuscito, pensa bene che controlla la sfera, poi ha spazio per avanzare ancora un po', sbaglia poi l'appoggio, può ripartire il contropiede Amaranto con il numero 7 De Stefanis, ancora il pallone incollato ai suoi piedi, alla fine è chiuso da 3, lo perde ed è buono qui il tentativo di risposta del De Angelis, il sinistro, Rau fa sua la sfera, la blocca a terra. Quindi la partita che vive di sussulti improvvisi. Intanto c'è Tumolo che si incarica della battuta di questo fallo laterale nei pressi della nostra postazione, l'ha battuto su Valentino, ha ricevuto ancora Tumolo, guarda a fianco a sé, allarga tutto dall'altra parte, anche leggermente dietro su De Angelis che lancia dentro e alla fine Rau la fa sua svettando con le mani alte. Lungo rilancio del portiere, la segnalazione del direttore di gara ancora, vediamo che cosa è successo, questa volta Tumolo va a dire qualcosa, no, si allontana Marino, si prepara l'ammonizione qui, si avvicina minaccioso, no, semplicemente una stretta di mano, tutto a posto, meno male, meglio così. Si riparte a giocare però con un calcio di punizione che verrà battuto dai Emidi, lo vedete adesso sul punto di battuta. Squadra del De Angelis che si è portata tutta davanti, vedete Tumolo, Valentino, pensa bene, stanno tutti in area di rigore. Emidi però va basso a fianco a sé, De Angelis, tocca ancora sul compagno, c'è largo dall'altra parte, pensa bene, che attende di ricevere il pallone, è così, lo riceve in questo istante, aggredito da De Stefanis, palla dentro, il capitano Zaccagnini ha intercettato il pallone, cerca di ripartire, lo fa bene anche se si era allungato troppo il pallone, non c'è deviazione, sarà fallo laterale per il De Angelis. Emidi su Lembo che ha spazio per avanzare, va subito invece dalle parti di Tumolo, gli ha servito il pallone, Tumolo che torna per vie centrali su pensa bene, che allarga ancora a destra, no, ci ripensa e comincia da dietro, Emidi, Lembo, ancora Emidi, dialoga bene il pacchetto arretrato del De Angelis, adesso il lungo rilancio dentro, Tumolo prova con la testa, non ci arriva, De Stefanis sì però, serve il suo capitano che a testa alta può accompagnare la sfera e cercare spazi liberi, allargato poi il pallone a sinistra, ancora Tramacere, possesso di palla, la tocca ancora per il compagno che è avanzato, De Stefanis è ricevuto con il tacco, prova dentro, buono Tramacere, le svinte, si allunga la sfera, la mette dentro e interviene Roberto De Angelis ad allontanarla in calcio d'angolo, buona l'azione del Real Granella. Calcio d'angolo battuto vicino, Tramacere col mancino, controlla ancora bene, De Stefanis si destreggia, fermato ancora, da pensa bene in fallo laterale, si avvicina Zaccagnini, partita che sale di intensità, spazio per il Granella lì, una serie di batti e ribatti, si rimane nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, ne viene fuori bene, pensa bene, rischia un pochettino perché si ferma nei pressi della sua area di rigore, allarga a destra, De Angelis con il petto controllato, la perde, Marino sul pallone, appoggia a Tramacere, elegantemente ancora allarga sulla salita del capitano alla sua destra, riceve ancora Tramacere col mancino, allarga a sinistra, il pallone sul numero 5 che ancora prova a metterla dentro, Marino sempre pericoloso quando prende il pallone questo giocatore, si rimane lì vicino all'area di rigore del De Angelis, ancora a combattere De Stefanis con il tocco del piede destro, ha servito davanti, buona la manovra, fa girare bene il pallone adesso lì il Granella, Tramacere ancora col sinistro, tocca la sfera più volte, poi cerca l'inserimento di un compagno, non lo trova, ma è il Granella tutto nell'area di rigore avversaria, la conclusione ancora Zani, dà sicurezza ai suoi, si accascia a terra e allontana la palla, può ripartire il De Angelis che stava soffrendo un po' troppo adesso, eccolo Valentino, possesso di palla, ostacolato dall'avversario, la tiene fra due giocatori, fermato in fallo laterale.
Capitano, calma, dai. C'è la telecamera, dopo vediamo. Dopo vediamo. Riparte Midi, qualche protesta per un fallo laterale. Adesso si riparte, Valentino non riesce a controllare benissimo la sfera. Può ripartire il Granella. Sentite De Stefanis consigliare e impartire ordine ai suoi. Tramacere appoggia col mancino sul compagno che lancia subito dentro. Palla che perviene a Emidi che la allarga su Tumolo. Tumolo buona la finta, si accentra bene. Ancora cerca dentro un compagno, non lo trova ma trova Tramacere. Poi Lembo con il destro davanti solo per la difesa, però Amaranto che si è impossessata di nuovo della sfera. Qui c'è un tocco un po' sbagliato di Sheriff. Palla in fallo laterale per il De Angelis battuto. Riceve un altro adesso il De Angelis di fallo laterale, col quale può approfittare per salire un po'. Adesso ci sono i biancazzurri che stanzionano tutti nella metà campo avversaria. Proviamo a vedere se combinano qualcosa. Ne viene fuori un calcio d'angolo però, interessante, alla sinistra di Rao. Lembo dal punto di battuta, è salito a valanga anche Emidi, che con i suoi centimetri può essere pericoloso, colpisce invece Tumolo, spara alto però, si rimane sullo 0-0 al 21esimo minuto di gioco, il lungo rilancio di Rau, con le mani a cercare Marino, trovato, mette giù Marino, si gira, è salito Tramacere, dall'altra parte De Stefani, la porta ancora Marino, il taglio dentro in profondità, palla forte direttamente per le braccia di Zani. Nel frattempo ragazzi è entrato Volpato sul terreno di gioco che si va a posizionare subito in zona offensiva per i suoi. Anche Zappellini ha fatto da poco il suo ingresso in campo. Alla caccia del pallone De Angelis con bel viso. Si combatte, pensa bene, si impossessa della palla. Fermato no, palla che rimane in campo. Ne viene fuori ancora, pensa bene, finché in scivolata non gliela portano via. Pensa bene, la controlla, serie di finte, fallo laterale per il De Angelis. Sentite anche il capitano in panchina incitare la squadra. Battuta adesso il fallo laterale davanti sul neo entrato Zappellini che ricomincia da dietro. Bel viso, controlla, appoggia ancora, palla dentro! E c'è un colpo sotto porta che non riesce a essere indirizzato nello specchio della stessa. Peccato, un'occasione ghiotta. Quindi si rimane sullo 0-0 al 22esimo minuto primo di gioco. Il lungo rilancio come al solito di Rao. Spizza la palla con la testa Marino. Nulla di più, quindi può ricominciare comodamente il De Angelis. Si allargano le maglie, si chiude invece il Granella rientrando nella propria metà campo. Pensa bene, allarga sul versante destro dove Lembo ha spazio per decidere quello che vuole fare. Decide di portarla ancora un po', poi l'appoggia davanti su Zappellini, fermato, va a riconquistarsela da solo. Buon lavoro, poi alla fine la perde, si allargano di nuovo le maglie Amaranto, il tocco di De Stefanis, Tramacere alla fine cerca di fare ordine in mezzo al cerchio di centrocampo, ricomincia da dietro, il capitano Zaccagnini ha servito Marino davanti, in scivolata riescono alla fine a portargliela via, sì, con un fallo laterale per il Real Granella. Proprio sotto la nostra postazione, ecco il capitano inquadrato, Zaccagnini batte il fallo laterale, mette giù Marino, serve ancora il suo capitano, ostacolato, alla fine chiuso tra due, il suo ultimo tocco finale è dell'avversario, quindi fallo laterale già battuto e dovrebbe essere calcio d'angolo per il Real Granella. È così, siamo al 23esimo minuto di gioco del primo tempo, amici di Fan, partita equilibrata 0-0, qualche azione più incisiva da parte del Real Granella che ci prova ancora una pezza direttamente da calcio d'angolo dove ci mette le braccia Zani. Non era chiaramente intenzionato a tirare qui De Stefani, però aveva calciato molto forte. Adesso fa tutt'altro. Basso. Zaccagnini la colpisce troppo forte, colpendola sotto. La palla che si alza sopra la traversa. Si rimane sullo 0-0, quasi allo scadere della prima frazione di gioco. Vediamo un De Angelis adesso però un po' fiacco, se dobbiamo essere sinceri. Però ci provano adesso con Volpato che mette giù, serve Tumolo, si gira subito Tumolo. Bravo a portarla avanti. Fermato poi in calcio d'angolo.
Rau che impartisce ordini ai suoi, lui intanto si è posizionato sul primo palo a copertura di quest'ultimo, c'è un movimento nella rigore, sale anche Emidi, la battuta, uscire, svetta il numero 5 del Granella, allontanata la minaccia, palla che rimane nella metà campo degli Amaranto, una conclusione da lontano, palla fuori. Deve fare un po' di ordine però il De Angelis, perché sembrerebbe a tratti subire un po' troppo la manovra degli avversari. Va lunghissimo con le mani Rau, lo stacco di testa del compagno che sfiora appena il pallone, fallo laterale per il De Angelis. Battuto, fase un po' più fiacca del match, pallone avanti, adesso è pericoloso, il numero 7 in uscita avvalanga il portiere Rau, rimane a terra il giocatore Zappellini, si continua a giocare, entrata sembrava sul pallone anche se dura, vediamo cosa decide il direttore di gara che va ad avvicinarsi all'azione. Sembrerebbe stare bene il giocatore a terra, trattasi di Zappellini, zoppica un po', ma si è rialzato, quindi insomma tutto bene per lui. Ricordiamo che c'era stata un'uscita decisa, sicura, dura, ma sul pallone da parte di Rau. E con calma si può riprendere a giocare, fortunatamente tutto a posto, non si è fatto male a nessuno. Si riprende con la battuta del fallo, di un fallo laterale a favore del un pallone riconsegnato tra le braccia di Rau, gesto di fair play, buono così, si riparte, Rau con i piedi questa volta. Pallone troppo lungo però, che termina direttamente dalle parti del suo collega Zani. Stavolta lui va con le mani, allarga vicino a sé su Emidi che guarda avanti, sembrerebbe voler far partire un cross, vediamo se sarà così. Si muove davanti Volpato, decide di andare sul compagno, pensa bene, il lungo rilancio ad aprire, tumulo anticipato da Zaccagnini. C'è un minuto di recupero, tanto la battuta del fallo laterale, Tramacere con la testa, Marino a sua volta sempre con la testa, allontana. La caccia del pallone, il numero 9 Gabrielli lotta vicino alla linea esterna del campo, gliela portano via, attenzione 3 contro 3, è buona questa iniziativa, va a terra il giocatore, calcio di punizione per il De Angelis da buona posizione. Sul punto di battuta c'è per il momento il giocatore Lembo, sta organizzando la sua barriera il portiere Rau. E chiaramente tutta la formazione Amaranto che si è riversata nella propria metà campo. 3 uomini in barriera, vediamo Tramacere, l'esterno della barriera, movimento in area di rigore, Belviso dentro, Volpato dentro, largo sul secondo palo, Volpato, la battuta del calcio di punizione direttamente in porta, la deviazione, palla che rimane in campo, Zaccagnini rischia qualcosina, infatti se la fa portare via il lungo tentativo di cross, fermato e in questo momento non c'è tempo per il calcio d'angolo, ma finisce il primo tempo, amici di Fan, con un minuto di recupero, 0-0, si conclude la prima frazione di gioco, 0-0 tra De Angelis e Real Granella. Eccoci ricollegati col campo del Garbaglia, amici di Fan, pronti per veder disputare il secondo tempo di questa importante partita ai fini della salvezza tra Real Granella e De Angelis. Prima frazione di gioco che si era conclusa sullo 0-0, una partita piuttosto equilibrata e comunque si era conclusa blandamente sullo 0-0, un paio di interventi buoni da parte di Zani, forse infatti il Granella aveva avuto qualche occasione più nitida, però si è andati avanti fondamentalmente su sostanziale equilibrio. Vediamo se la seconda frazione di gioco saprà dirci qualcosina in più. Quasi tutto pronto, squadre disposte, adesso da destra verso sinistra ci sono gli Amaranto della Granella, dall'altra parte chiaramente il De Angelis, ecco che si riprende a giocare, prova subito Marino, sì è così, la botta da lontanissimo, Zani con le mani in 2 tempi, mette giù, ci ha provato subito il Granella, direttamente dalla battuta del calcio d'inizio quindi. Emidi in possesso di palla, allarga a destra, sul compagno che alza la testa, prova a servire in mezzo al campo, ha trovato Valentino, anticipato qui Belviso e c'è un fallo da buona posizione per il De Angelis, fallo su Belviso. Posizione davvero interessante, vicino al punto di battuta per il momento c'è Lembo e Valentino, anche Emidi non lontano.
tre uomini della Granella in barriera, tra cui Tramacere, il numero 9 e il numero 5, ovvero De Seta e Gabriele. Quasi tutto pronto, sono 3 vicini i battitori, non riusciamo a capire ancora chi andrà. Sembrerebbe Tumolo, e invece Valentino tocca per Tumolo col mancino, tiro! Un brivido al lato di poco. Si rimane sullo 0-0. Attenzione, questa iniziativa del numero 9 Granata che allarga su Marino, la conclusione e il vantaggio al secondo minuto della ripresa, il gol di Marino che porta in vantaggio gli ospiti, è 0-1. Ed è un gol dolorosissimo perché stando così le cose, chiaramente c'è tutto il secondo tempo da giocare, però con questo parziale il Real Granella andrebbe a riagganciare in classifica proprio il De Angelis. Comunque la partita è molto lunga, vediamo se sapranno subito reagire i biancoazzurri. È stato bravo il 9, eh? È stato buono anche il tiro di Marino, potente. Vediamo che cosa combinano, se ci sarà subito la reazione dei biancoazzurri, che adesso provano dentro con Valentino, toccato. Ancora un fallo. Sempre da posizione pericolosa. Ricordiamo che oggi, come in molte situazioni è capitato, il De Angelis è orfano di Minotti che si è fatto male, di Alfonsi, anche lui fuori per problemi. Adesso c'è sul punto di battuta Emidi, tutta la squadra chiaramente riversata nella metà campo avversaria, quella del De Angelis, e ci possono riprovare da calcio da fermo, vediamo se sapranno approfittarne. Vicino c'è anche Tumolo, pensa bene, largo a destra, 4 uomini addirittura in barriera e da quella posizione fanno bene, non si sa mai, vediamo chi va. La rincorsa di Emidi, va proprio lui, il tiro respinto dalla barriera Granata, palla che torna però al De Angelis, messo giù, si rotola, si è fatto male, sembrerebbe che si è fatto male qui il giocatore del Real Granella. Un momento un po' concitato, un po' di confusione, un po' di nervosismo. Si avvicina Emidi alla panchina del Real Granella, forse qualcosa da dire, anzi sicuramente, speriamo con estrema calma. E intanto qualche protesta qui con il direttore di gara. È entrato in campo anche l'allenatore che porta soccorso al suo giocatore, c'è lo spray per la botta ricevuta sulla caviglia, un po' di agitazione, un po' di paroline. Speriamo che si riesca a riportare subito la calma sul terreno di gioco. Nel frattempo si rialza il giocatore. Gabrielli, fortunatamente tutto a posto. Si può riprendere a giocare quindi con questo calcio di punizione proprio nei pressi della nostra postazione. Sul punto di battuta c'è De Seta e Fabiani sulla palla. Ancora qualcosina da dire. Chiaramente la partita è di notevole importanza e quindi il vantaggio adesso del Real Granella, successo poco fa, ha portato del nervosismo sul terreno di gioco. Emidi si avvicina, un po' minaccioso sembrerebbe, speriamo nulla di grave. Qualche chiarimento verbale. Sembrerebbe essere passata la fase più acuta di nervosismo, qualche chiarimento con il giocatore Emidi e Mister Brutti hanno risolto tutto, è tutto a posto, si potrà riprendere a giocare, speriamo prima possibile. Sul punto di battuta il giocatore Fabiani, il giocatore Fabiani che batte vicino a sé e si è ripreso a giocare.
parziali di 0-1 per gli ospiti. Adesso il De Angelis che prova a tornare in possesso del pallone, ci riesce con Enidi in mezzo al cerchio centrale, pensa bene, allarga subito a destra, buona l'idea ma il passaggio era sbagliato. Ancora sulla tre quarti avversaria De Angelis, c'è vicino Enidi, pensa bene, riceve lui, allarga adesso su Enidi, Enidi che controlla la sfera, torna dietro, può riorganizzarsi la manovra dei biancoazzurri che provano da sinistra adesso, fermato il giocatore della Granella a terra, però sembrerebbe non esserci questa volta il fallo, ma è semplice fallo laterale. Lo batterà, no, Fabiani lascia la battuta al capitano Zaccagnini. De Stefanis in mezzo, con il destro allarga o perlomeno tentava di farlo, ha capito tutto Lembo, ha spazio per avanzare, poi tocca leggermente dietro su pensa bene che allarga a destra, Belviso, anche lui può provare, viene ostacolato subito, Lembo torna la palla tra i suoi piedi, allargato ancora, buona l'azione adesso del De Angelis, Belviso da destra, prova la conclusione, una sorta anzi di tiro cross crediamo, palla che è terminata al lato, si rimane sull'1-0. Un po' di nervosismo sul terreno di gioco, si ripartirà con la battuta di questo fallo laterale, quindi con le mani è andato Fabiani, palla che ritorna però nei pressi dell'area di rigore avversaria, con Valentino che tentava di girarsi direttamente con il destro, fine palla allontanata, esce Zani, tocca col mancino, la tocca Lembo per Emidi, riparte dal pacchetto arretrato il De Angelis che ha problemi a rendersi pericoloso, però adesso è chiusa bene la squadra degli Amaranto, già in vantaggio per 1-0, fermato lì e c'è un calcio di punizione per il Granella che può approfittarne per risistemarsi in campo, per avanzare. Qualche problema, ripetiamolo perché comincia a essere piuttosto evidente, qualche problema per il De Angelis a rendersi pericoloso, a costruire azioni veramente insidiose lì davanti, azioni d'attacco un po' scarse per i biancoazzurri che adesso intanto tentano di recuperare la palla, ci riescono. Lembo si allontana dal pallone per preparare il cross, l'ha servito dentro, Belviso alla fine lungo il versante destro, prova ad allungare lungo il versante, palla che rimane in campo e guadagnato un calcio di punizione però per il Real Granella, ne approfitta per risalire con Gabrielli, Marino che intanto si sono piazzati. Ho sbagliato lo zoppo. Addirittura. Tutto il fallo laterale. Fabiani col mancino, la allontana andando proprio dalle parti di Zani. Palla appoggiata sul compagno Emili, che aveva fintato di ridargliela, poi ha provato l'allungo sul versante destro. Qualche brivido qui, per poco la perdevano in una zona pericolosissima quelli del De Angelis. Un tocco, ne viene fuori Lembo, il tocco in mezzo, pensa bene, allarga a sinistra e poi il colpo troppo forte, palla oltre a bianca, fallo laterale, la Granella che l'ha già battuto. Marino a tempo di girarsi, di controllare, la prova addirittura la conclusione che va a terminare sul secondo palo difeso da Zani. Emiti, quindi può portarla ancora, attende il movimento di qualche compagno, poi la serve dentro, trova Valentino che ricomincia dietro su Belviso. Belviso accelera lungo il versante sinistro, la controlla, poi la tocca ancora però sbagliando, sarà rimessa dal fondo per il Real Granella, ricordiamolo in vantaggio per 1-0 in questo importantissimo match. Lungo con le mani Rao, oltre la metà campo, stacca di testa Marino, prolunga il movimento del pallone, palla sul numero 9 che prova la deviazione di Lembo, per poco non va a fregare il portiere, c'è poi un grande intervento di Zani sul secondo tentativo, un miracolo di Zani sul secondo tentativo che salva adesso davvero il risultato. Mazza che gli ha preso sul secondo, botta sicura. Si riprenderà con un fallo laterale per il Granella, battuta adesso. Ha messo giù Tramacere.
cerca di inventare qualcosa, va dentro col mancino, palla che rimane lì, De Stefanis va a raddoppiare il Real Granella con De Stefanis che con il mancino ha battuto per la seconda volta Zani. 2-0 Real Granella. E si fa dura davvero sia la partita e sia la stagione per questo De Angelis, che a questo punto rischia davvero di venire riagganciato proprio dal Real Granella. Emidi si allarga a sinistra, col mancino trova dentro Valentino, la conclusione di Lembo, fin di palo. Rau con le mani, partita davvero in salita per i bianco-azzurri del De Angelis, che non credevamo andassero sotto di 2 gol sul proprio terreno di gioco con il Real Granella, che dobbiamo dirlo ci è sembrato molto più organizzato questa sera, però dei bianco-azzurri di De Stefanis, di De Santis, scusate, l'allenatore del De Angelis. Palla avanti, adesso accelerano i ritmi, ci devono provare, fanno bene. Intervento duro ma regolare, Belviso ritorna in possesso della palla, dentro una serie di rimpalli, ancora una conclusione, pallone che rimane lì e alla fine fallo laterale. Ed è Fabiani col pallone tra le mani che rimetterà in gioco per i suoi al 13° minuto. Si è perso un po' di tempo, probabilmente effettivi saranno circa 10. Lungo rilancio, anche troppo, fuori dall'altra parte. Lembo ha rimesso in gioco con le mani. Emidi deve accelerare i tempi, troppo blando qui anche Emidi, probabilmente cerca spazi, si libera di un avversario, alla fine finalmente la passa, prova da sinistra, il lancio dentro a cambiare lato del campo, troppo lungo, non ci siamo. Adesso è un brutto De Angelis, dobbiamo dirlo, un De Angelis che sta soffrendo, si scopre anche molto chiaramente adesso nel tentativo di andare a riacciuffare il gol che riaprirebbe quantomeno la gara. Tanto viene fuori un altro calcio di punizione per il Granella sul lato destro del campo. Molte interruzioni, partita un po' nervosa. Chiaramente il De Angelis, come vedete, mette fretta, battuto il calcio di punizione, si gira Marino molto bene su Zani che ha respinto la minaccia. Pallone che è rimasto lì in zona pericolo, però tra Macere col mancino, allarga Marino, cerca il secondo palo, al lato di poco. Ogni volta che viene avanti adesso il Granella sembra poter far sempre male. Emiti, come al solito, prova a portarla finché gli è possibile, l'appoggia vicino. Poi ha allargato il pallone tutto dall'altra parte sul capitano De Angelis. Eccolo il numero 2, lancia dentro, pallone che spiove, rimane lì, poi lo allontana il Granella, pallone che ritorna tra i piedi di Emidi, che si guarda attorno, si libera della marcatura di un avversario, è indeciso sul da farsi, colpisce sotto, ha alzato il pallone. Il numero 7 interviene bene Rau, ancora lì la palla, seconda conclusione al lato. Rau con le braccia, lungo, pallone che spiove, Volpato l'ha allontanato, Volpato ha fatto di nuovo il suo ingresso in campo, Tramacere può far ripartire i suoi da dietro, passaggio stavolta sbagliato, ne approfitta per ripartire il De Angelis, ma ancora un errore, De Stefanis prova al lato, ha fatto bene a provarci però qui De Stefanis perché non c'erano compagni da servire, era arrivato quasi in fondo al campo, lì una conclusione ci stava tutta. Volpato va lungo, questa volta lo vediamo giocare arretrato, mentre nella prima frazione di gioco aveva aiutato i compagni davanti. Il lungo rilancio di Rau, questa volta con i piedi, palla che spiove, di testa Marino, serve però l'avversario De Angelis,
il numero 9, il numero 9 del Granella, alla fine se la ritrova tra i piedi Emiti che si gira, vediamo che fa, allarga su Belviso, Belviso a tu per tu con un avversario, ancora Belviso prova addirittura la conclusione, rimpallata, calcio d'angolo. 16 minuti primi, c'è ancora tempo per provare a riaprirla da parte del De Angelis, che si è schierata tutta nella metà campo avversaria, rischia di scoprirsi, ma è quello che deve fare, è inevitabile. Adesso buona l'apertura su Roberto De Angelis, controlla con il destro, fa partire un cross leggermente deviato e poi con le braccia salta alto Rau che va a rinviare i suoi, troppo lungo, direttamente per Zani. Ancora un traversone a cercare direttamente dentro il compagno, palla che era rimasta lì, riesce ad uscirne il Real Granella, invece no, ancora Emidi, la conclusione, buono l'intervento ancora del portiere Rau che la fa sua alla fine accasciandosi a terra. E va a rilanciare lungo, sempre a cercare il solito Marino che mette giù, colpisce però troppo forte la palla che rotola oltre la linea bianca, battuto da Roberto De Angelis, il fallo laterale, pallone a Belviso con l'esterno del destro, cercava l'inserimento di un compagno, non lo trova. Eccolo però, pallone che gli arriva adesso all'esterno di sinistra, fermato in fallo laterale, c'è un giocatore a terra, si tratta di Zaccagnini. Chiedono chiaramente l'intervento dei soccorsi, qui c'è un giocatore a terra. (18 minuti i primi, qualcosina da recuperare). Ma la partita che lentamente volge al termine con il parziale ancora a favore del Real Granella, 2-0. Si riprenderà con un fallo laterale. Chiede chiaramente fretta alla squadra del De Angelis, agli avversari che altrettanto chiaramente stanno comodamente amministrando adesso il doppio vantaggio. Pallone a Marino che serve il compagno partito in una fuga, fermato in calcio d'angolo. È salito Gabrielli sul secondo palo per la battuta di questo calcio d'angolo, in mezzo c'è Tramacere, lo stesso Marino va a dar manforte, è battuto, una deviazione, Zani con le mani, basso davanti, fa ripartire immediatamente i suoi, Belviso, a testa bassa, ha allargato il pallone sul numero 6, che frena, inganna un avversario, ne guadagna un calcio di punizione, sul pallone c'è Belviso. La rincorsa di Pensa Bene dal punto di battuta, però si attende il fischio dell'arbitro, sembrava voler partire Pensa Bene, ma si deve attendere il fischio dell'arbitro perché il Real Granella ha chiesto la barriera. C'è Marino e Gabrielli come barriera per la porta di Rau. Sul punto di battuta Pensa Bene, rincorsa con il destro, il tiro potente ma molto a lato, nulla di fatto, si rimane sul 2-0 per gli Amaranto. Il solito rilancio lungo col braccio sinistro di Rau e il pallone che è terminato al numero 9 che la tocca troppo forte, favorisce tantissimo Zani qui. Riparte il contropiede veloce del Real Granella, allargato il pallone, Belviso la porta ancora avanti, fa partire il cross, rimpallato dalla schiena di De Seta, già battuto il fallo laterale, spazio per ripartire, poi aveva riconquistato invece di nuovo la palla Volpato, aveva provato a battere verso la porta di Rau, alto però. Vediamo se vanno subito, sì, meno male la battuta è stata subito effettuata, buono qui Marino per come si era liberato di un giocatore, poi la palla si era molto allungata, adesso si trova tra i piedi di De Angelis che ha toccato per il compagno in mezzo al campo, Pensa Bene, ha ricevuto ancora, allarga sul Volpato, Volpato non ci pensa due volte, appoggia davanti, intercettato il suo passaggio, riparte distendendosi sul campo, adesso il Granella, bene con De Stefanis avanti per il numero 9,
che però sbaglia l'appoggio. Può ripartire il De Angelis per vie centrali con il numero 8 allargato su Roberto De Angelis. Il pallone, il cross, anzi un tiro, era attento però qui il portiere, era stato improvviso questo tiro di De Angelis. Si riprova da cerchio di centrocampo con Tramacere che ha allargato il Real Granella. Ancora Tramacere, ricevuto, tocca col mancino, buono di prima Marino per il compagno De Seta. De Seta prova a tirare, lo fa e va a realizzare il 3-0 tondo del Real Granella qui nei confronti del De Angelis sul campo del Garbaglia. E siamo al 21esimo minuto di gioco. Davvero dura la situazione per la squadra di De Santis, sotto di 3 reti, riagguantata proprio dal Real Granella. Gabriele, fermato un fallo laterale. Ne viene fuori un fallo per il Granella. Messo giù il pallone. De Seta, scusate, si guarda attorno. Salgono gli Amaranto, però il lungo rilancio intercettato dalla testa di Pensa Bene. C'è Zamparelli, allargato il pallone su Roberto De Angelis. Lo ferma, ricomincia proprio sul compagno. Chiede ancora palla. Si chiudono però bene le maglie Amaranto che hanno fermato l'azione del De Angelis. Fabiani, possesso del pallone, lo tocca con il destro, sbagliando però, palla oltre la linea bianca dell'auto. Chiaramente sentirete chiedere calma a mister Brutti in panchina per i suoi. Palla in mezzo, la controlla Belviso, ancora, la difende dal fallo laterale, palla in mezzo, Pensa Bene col mancino, questo è un gran gol, va a realizzare il primo gol del De Angelis, Pensa Bene, veramente un ottimo controllo, un colpo di sinistro all'angolino, 3-1 al 22esimo. Bellissimo quindi gesto di Pensa Bene che, se vogliamo, ha anche riaperto la gara, c'è da giocare un lungo, crediamo noi, recupero, per cui non si può mai dire. Tramacere in possesso del pallone, allargato a sinistra, su De Seta. Controlla, si libera di un avversario. Ancora, in mezzo, Tramacere, stavolta la perde. Però c'è dietro Zaccagnini, rilancia lungo a cercare Marino, esce Zani. Con le mani subito rimesso in gioco il pallone. L'autore del gol, Pensa Bene. Belviso, servito. Ancora palla allargata, buono! Stavolta Rao, capisce dove andare a piazzarsi. Si tenta la minaccia. Ancora un fallo laterale, ha rimesso in gioco i bianco-azzurri, il tocco di Emidi, il tiro! E una traversa incredibile. Una traversa incredibile che poi termina fuori dalla porta, ma davvero un'occasione ancora ghiotta. No, a dirla tutta non abbiamo capito se ha toccato la traversa alta e si è impannato questo pallone o ha preso il ferro dietro. Comunque, lungo rilancio di Rao, Marino di testa cerca di servire Tramacere, ci riesce con il tacco, ancora per Marino, palla che rimane lì al vertice dell'area di rigore, Marino la difende, qualche tiratina di troppo, poi riparte il De Angelis lungo il versante sinistro. Fabiani ha capito tutto, pallone allontanato e riconquistato da Roberto che guarda avanti a sé, fa partire il lungo traversone Midi con la testa, ma nel mucchio gliela portano via. La tiene anche in campo Zaccagnini, poi va a rilanciare lungo, è solo Marino, il pallone, si gira Marino, lo ferma con il destro, la serve dentro, Zani lo tocca, lo allontana, può ripartire il De Angelis. Il lungo rilancio, stavolta per nessuno, arriva però da dietro Zappellini, con un colpo viene messo giù, spallata regolare, secondo il direttore di gara, si continua a giocare. Ne viene fuori di nuovo il Real Granella con Marino, che ha giocato un'ottima gara. Marino controlla bene, ricomincia da dietro, attende quindi l'avanzata dei compagni. De Stefanis, non lo fermano, calcio di punizione guadagnato da posizione interessante.
C'è Tramacere sul punto di battuta, sembrerebbe proprio andare lui. Minuti preziosi anche questi finali. Marino invece, il tiro e il gol! La doppietta di Marino e il poker del Real Granella, crediamo noi definitivo, arrivati a questo punto del match. 4-1 al Garbaglia. Siamo chiaramente anche nelle fasi di recupero che crediamo noi deve essere però abbastanza sostanzioso, perché ci sono state diverse interruzioni lungo il corso del match. Adesso c'è Emiti in possesso di palla, è partito dall'altra parte Zappellini, va invece dentro su Pensa Bene, fermato e viene fuori un calcio di punizione, stavolta interessante per il Real Granella. Vediamo se il match saprà ancora dirci qualcosa. Sul punto di battuta, il tiro, però bisognava attendere la chiamata del direttore di gara. Si attende perché c'è una barriera da far rispettare. Sentite Rao disporre la sua barriera, 3 uomini a difesa della sua porta, tra cui Tramacere, Gabrielli e il giocatore numero 2, ovvero Fabiani. Se ne è aggiunto anche De Seta. Il tiro, la conclusione, un gran gol di Roberto De Angelis, il 4-2 al 28esimo minuto di gioco, direttamente sul calcio da fermo. Veramente un grande gol quello di Roberto De Angelis. Vediamo se c'è ancora tempo, siamo in piena fase di recupero, però c'è ancora qualcosina da recuperare appunto. Marino dal punto di battuta, serve Tramacere che controlla, guarda intorno a sé, poi da De Stefanis, col mancino la porta, bene, ancora servito il pallone a cercare Tramacere. Ed ecco arrivare il triplice fischio del direttore di gara che pone fine al match. Amici di Fanner, finisce 4-2 sul campo del Garbaglia per il Real Granella sulla squadra del De Angelis. Real Granella che va a riagganciare in classifica proprio lo stesso De Angelis in 14esima posizione, e da qui alla fine, per cui sarà certamente una battaglia calcistica tra le due formazioni, quella che vedremo d'ora in avanti.